In questo momento sto andando a fare denuncia alla questura, mostrando le telecamere e identificando queste persone. Ed ecco la sequenza del furto registrata dalla rete di videosorveglianza interna e consegnata alla polizia, che immortala il gesto furtivo del ladro. Ha agguantato un centinaio di euro in contanti dopo essersi presentato come normale cliente. L'uomo aveva richiesto del pane vecchio, costringendo così la commessa ad allontanarsi per qualche istante dal bancone. Quindi ha lasciato la porta un po' aperta e questo signore è andato diretto con la mano allungato nella cassa senza neanche guardare, quindi vuol dire che già sapeva dove mettere le mani e come aprire il cassetto. E niente, quando poi la ragazza è tornata, lui ha detto, beh guarda, chiedo un attimo a mia moglie fuori per le arance, torno subito, e poi non è più tornato. Il punto vendita di specialità siciliane ospitato nella struttura esterna del mercato ortofrutticolo è stato aperto 5 anni fa. Nel tempo è stato oggetto già di qualche furto, in particolare di un forno del valore di 5.000 euro. Per questo il proprietario si era dotato di un sistema composto da numerose videocamere che hanno permesso agli agenti di individuare il responsabile, un soggetto già noto alle forze dell'ordine per episodi simili. Il commerciante chiede maggiore sicurezza alle istituzioni. La richiesta secondo me non è tanto di più i controlli, è la prevenzione. Appunto questi soggetti sono conosciuti, sono in questa cittadina, sono tranquilli, perché questa qua è una cittadina tranquilla, però da parte nostra è giusto aiutarli, seguirli, capire cosa fanno, perché giustamente devono vivere e mangiare, però tutelando loro tuteliamo anche noi stessi.